L'idea del nostro piano è un'idea molto semplice, non è l'ufficio complicazioni affari semplici, cioè abbiamo l'ABC, termometro, mascherina, distanza, guanti, non guanti, gel, insomma le disinfezione, registri, insomma le cose che sono sostenibili per un'azienda. Un piano di riapertura sostenibile fatto di dispositivi e diagnostica per tutte le imprese del Veneto, sicurezza quindi e burocrazia zero nelle intenzioni della Regione, che sta raccogliendo numerose disponibilità da parte degli imprenditori pronti a pagare di tasca propria lo screening sui collaboratori. Devo dire che gli imprenditori sono assolutamente eccezionali, perché qui chiamano tutti imprenditori che si mettono a disposizione e chiedono, e questo l'ho fatto in un sondaggio, vedrete che trovate il riscontro, tutti sono disponibili a pagare i test se potessero averli per i loro lavoratori. Resta da capire quale sarà la tabella di marcia del governo, la deadline resta il 4 maggio, ma alcune attività potrebbero riaprire prima, dalla moda all'auto, questo stando anche alle voci che arrivano da Roma. Se da un lato Zaia ribadisce come la competenza sia dell'esecutivo nazionale, dall'altro spera in un'accelerazione dei tempi. Dipendesse da me, aprirei tutto con gradualità e responsabilità. Un piano specifico è in corso di elaborazione per il comparto turistico veneto. In maniera tale che anche lì si possa venire fuori una proposta che sia sostenibile, che non sia quella dei box in plexiglass, che veramente non esiste. Non esiste, se manca solo chi mette il sagome di Osei sui cosi e dopo siamo a posto. Scenari impietosi a parte, il governatore resta fiducioso anche guardando al mercato tedesco, forse la stagione non è del tutto persa. Io resto fiducioso del fatto che gli stranieri arriveranno, anche perché sapete, se è vero che la Germania riapre dal 4 in maniera importante, se è vero che noi ripartiremo, poi c'è tutto maggio, c'è tutto giugno, e quindi tu arrivi in piena estate che hai già un ricordo di 2 mesi di libertà rispetto ai 2 mesi di quarantena. Cioè, se domani mattina avessimo il 15 agosto è ovvio che sarebbe traumatica la storia, ma il 15 agosto fra 3 mesi e mezzo. E c'è spazio anche per qualche buona notizia, questa in particolare arriva dal centro di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova. Ieri nessuno se n'è accorto magari, ma è stato fatto il 1000° trapianto di cuore in Veneto da parte dello staff, anzi il 1000° cuore trapiantato dal team del professor Gerosa. Rendersi conto dell'eredità raccolta in tanti anni di lavoro è stato emozionante, per noi è un grosso riconoscimento. Così proprio Gino Gerosa, direttore dunque del centro di cardiochirurgia Gallucci dell'azienda ospedaliera di Padova, ha commentato il traguardo citato anche dal presidente Zaia del 1000° trapianto di cuore raggiunto ieri nello stesso ospedale che nel 1985 ospitò il primo trapianto di cuore in Italia a cura del professor Vincenzo Gallucci. Il paziente era un uomo sopra i 50 anni, dotato di un supporto meccanico al circolo che gli ha consentito di sopravvivere fino alla sala operatoria. Donatore e ricevente erano entrambi negativi al coronavirus, quindi l'equipe ha potuto intervenire senza le protezioni che si rendono necessarie quando invece questa informazione è sconosciuta.